Non tutti gli imprenditori si sono mossi alla stessa maniera, nel senso che ci sono delle gravità diverse che sono state riconosciute dal GIP, tant'è vero che vi sono misure cautelari diverse, nel senso che ci sono misure cautelari restrittive in carcere, restrittive agli arresti domiciliari e sospensione dall'attività, devo dire, valutate fatto per fatto e valutate in relazione anche agli eventuali precedenti penali dei singoli imprenditori, perché taluno ha anche dei precedenti penali, qualcuno ha anche passato in giudicato, e quindi in relazione alla possibilità o meno, in ipotesi, che si possa giungere a una sospensione condizionale della pena. Decine le perquisizioni della Guardia di Finanza. Oltre alle 2 ordinanze di custodia cautelare e in carcere, per altre 7 persone tra funzionari comunali e imprenditori sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Si tratta dei veneziani Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Daniele Brichese, Francesco Ghislon, domiciliato a Montebelluna, Carlotta Ghislon, la padovana Alessandra Bolognin e Marco Rossini, domiciliato a Mogliano Veneto. 18 in totale gli indagati, tra cui il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, per una serie di appalti per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti, rigettata però dal GIP. Seno resta comunque indagato e come lui il responsabile del settore appalti del Comune Fabio Cacco. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese riguarda invece i veneziani Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, i trevigiani Sergio e Stefano Pizzolato.